Eccoci qua con il collega geologo Antonello Fiore, presidente della SIGEA, la Società Italiana di Geologia Ambientale. Ciao Antonello, come stai? Prima di tutto? Ciao, buonasera Antonio. Bene, grazie. Tu come stai? Non c'è male, insomma, andiamo avanti, si lavora e facciamo quel che ci piace, insomma, parlare tra di noi, giusto Antonello? Allora, niente, Giusto, giusto. tu sei a Bari, vero? Sì, sì, In sì. questo Io sono momento. pugliese, vivo in Puglia. Perfetto. Senti, tu sei presidente della SIGEA da quanto tempo? Dal 2016. 2016. Io, sì, succedo Giuseppe Gisotti, che è stato presidente nostro storico, attualmente presidente onorario, Sì, e da qualche mese è stato riconosciuto commendatore dal Presidente della Repubblica. Quindi ha perfetto, avuto auguri. un'onorificenza meritatissima Senti, ci parli un po' sotto gli degli aspetti effettivi. obiettivi della SIGEA, insomma, quali sono? Cosa c'è nello statuto della SIGEA, insomma, all'ordine del giorno, per quanto riguarda lo scopo, appunto, proprio Sì, appunto. dell'associazione? Certo, la nostra è un'associazione culturale e scientifica fondata nel 92. Sì, All'interno dell'associazione non ci sono soltanto geologi, ma è un'associazione interdisciplinare, ci sono anche altre figure quali ingegneri, architetti, agronomi forestali, archeologi. Eh, è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come associazione di protezione ambientale e il suo scopo fondamentale è quello di promuovere la cultura geologica, di promuovere la cultura ambientale per la difesa di tutte le sue componenti, quindi suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, per un utilizzo sostenibile delle risorse, per una tutela dei paesaggi. Ovviamente ci sono varie azioni che mettiamo in campo con i nostri iscritti, l'associazione è un'associazione a livello nazionale che è organizzata con delle sezioni regionali, ha sì. anche delle aree tematiche su specifici argomenti e quindi facciamo tante iniziative per raggiungere gli scopi statutari. Antonello, quindi sei la persona, insomma, con la quale possiamo veramente intraprendere qualche minuto insieme per parlare di cultura ambientale. Ecco, questa, diciamo, è il nostro desiderio, anche della nostra testata giornalistica, che ultimamente si sta occupando di questo. Come tutti sanno, il pianeta Terra sta attraversando oramai da decenni una situazione critica, giusto? Quindi sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto quindi anche ecologico soprattutto. Le cause sono molteplici, le cause se ce le puoi elencare tu ovviamente, Sì, no, no, però no. dimmi. Questi 2 mesi ci permettono di riflettere, però prima di andare a vedere proprio nel dettaglio, io vorrei fare una piccola analisi con te analizzando la situazione pre-Covid-19. Studi recenti hanno documentato che negli ultimi 500 anni sono più di 300 le specie di vertebrati terrestri che si sono estinte, molte specie di invertebrati e di vertebrati terrestri, molte specie di invertebrati e molti insetti si sono estinti. Quindi una situazione abbastanza complicata prima del Covid. Tu tieni presente che il 75% degli insetti ha il ruolo di impollinare appunto per tutta quanta Certo, la come produzione no. delle colture alimentari. È chiaro che questa accelerazione, questi effetti, molto è determinato dall'uomo. Ovviamente rientra la deforestazione, la frammentazione degli habitat, la diffusione di specie invasive, il sovrappopolamento, quindi una demografia abbastanza squilibrata, gli inquinamenti dei vari settori, quindi anche il riferimento che tu Certo, facevi agricoltura, industrie, e il depauperamento dei mari. Questi sono tutti quanti dei fattori che amplificano i sistemi di crisi. Se a questo aggiungiamo il cambiamento climatico con la sua aggravante antropica, ci rendiamo conto che andiamo verso, cioè siamo andati già prima del Covid in una situazione abbastanza complessa. Se analizziamo quello che ci dice la storia della Terra, che ci sono state 5 estinzioni di massa in passato, i cui punti focali sono stati il cambiamento del clima accelerato, la composizione dell'atmosfera che viene alterata e lo stress ecologico improvviso, dobbiamo iniziare a riflettere se quello che noi abbiamo fatto fino al pre-Covid era un qualcosa di utile alla sopravvivenza della nostra specie o se noi siamo quei mammiferi che stanno cambiando il loro habitat
in maniera da renderlo inospitale a se stessi. Che cosa ci ha fatto vedere questo blocco completo? Che la natura in poco tempo si riappropria dei propri spazi, ritorna limpida, e quindi come noi abbiamo interferito negativamente sulla qualità delle componenti ambientali, acque superficiali, o Tu lo capiremo sei sotterranee. veramente sei fiducioso, nel senso che basta veramente poco. La componente ecologica della biosfera si Si riequilibra, riequilibra, Antonio. sì, questo l'abbiamo Sì, visto. questo è sicuro. Cioè, il problema è che se noi determiniamo dei cambiamenti profondi all'ecosistema che ci ospita, perché non dimentichiamo che la Terra ospita la nostra vita, non Certo. sappiamo se noi effettivamente saremo in grado noi di riadattarci a quei cambiamenti profondi che stiamo determinando. Cioè, se facciamo riferimento... Scusami, stai dicendo che ci stiamo avvicinando a un punto in cui non si può più tornare indietro. No, no, Si questo non lo potrebbe, dico io, ovviamente, lo sì, sì, ma dicono questo non lo dico come lo io. dicono anche gli scienziati. Gli scienziati ormai lo dicono da più di un decennio, si Appunto, pongono effettivamente dei quesiti che sono dei quesiti importanti, cioè il sistema che noi abbiamo creato, il sistema economico che abbiamo creato per produrre, è un sistema che è compatibile con le caratteristiche di un ambiente che ospita la nostra vita? O forse dobbiamo rivedere anche il sistema di produzione affinché lo stesso comunque ci garantisca salute e benessere? Ma questa è una cosa che dicono gli scienziati. Per questo l'impegno di chi come noi, come associazione di tutela ambientale, che ci tiene ovviamente alla difesa della conservazione della biodiversità e della geodiversità, che ritiene che non abbiamo il diritto comunque di sterminare altri esseri viventi, non è soltanto un impegno di tutela ambientale, ma quasi quasi è, anzi sicuramente, un impegno di tutela dell'umanità. Quindi senti, questo è un punto fondamentale. Quindi, e questo è un punto che si affronta soltanto con gli aspetti di carattere culturale, coinvolgendo tutta la popolazione. certo, Tutta la perfetto. popolazione. Perché volevo Coinvolgere... aggiungere... Vai, vai, vai No, volevo Antonio. aggiungere una cosa, Antonio. Io credo che probabilmente nel recente passato e anche oggi noi sbagliamo quando diciamo che dobbiamo tutelare l'ambiente e la vita che esso ospita per le generazioni future. No, noi dobbiamo, poiché siamo anche un po' egoisti, dobbiamo dire che dobbiamo tutelarlo per la nostra vita, per la nostra vita Certo, attuale, per questa generazione. Perché se no, se certo. noi diciamo per le generazioni future, uno dice vabbè, arriverà la generazione futura e poi si Si penserà, arrangerà la no, generazione. sono fenomeni troppo che hanno bisogno di troppo tempo per vedere gli effetti. E gli scatti possono essere così repentini e Esatto, è irriparabili. irriparabile. Irriparabili. Senti, a me da qualche giorno, insomma, da sempre ovviamente anche, ma soprattutto prima che iniziassi la chiacchierata con te, questa parola, osservazione, secondo me mi sta passando per la testa. Secondo me si osserva poco il paesaggio, si osservano poco i fenomeni naturali. Soprattutto i ragazzi d'oggi, sono lontani dall'ambiente in cui si trovano e non apprezzano, ovviamente non osservando, non apprezzano le bellezze, non apprezzano il territorio, non sono consapevoli, secondo me, non solo i ragazzi ovviamente, ma molte persone, la maggior parte, non sono consapevoli del territorio in cui vivono. Tu sei d'accordo? Sì, no, no, lo spirito di osservazione e la curiosità di un bambino ci dovrebbe accompagnare durante tutta la vita. Eh, E quindi sì, ovviamente lo spirito di osservazione ti fa porre delle domande alle quali devi dare delle risposte, ma lo stesso certo, spirito di osservazione ti invita a conoscere, quindi la conoscenza. La conoscenza produce consapevolezza, questa consapevolezza produce tutela e quindi ovviamente dopo la tutela, se uno vuole, c'è la valorizzazione. Noi come associazione, per esempio, abbiamo utilizzato il desiderio di riprodurre immagini per far conoscere il territorio. Abbiamo attivato alcuni concorsi fotografici bene, proprio rivolti agli studenti delle scuole medie superiori. Li abbiamo attivati nel Lazio e in Puglia, quest'anno ovviamente il concorso è stato rinviato,
e con dei piccoli premi stimoliamo i ragazzi a mandarci delle foto sul patrimonio geologico, sui paesaggi geologici delle loro regioni. E i ragazzi Bellissimo. partecipano molto attivo. Il concorso ovviamente è patrocinato dall'ISPRA anche, e anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal MIUR. Sicuramente bellissime iniziative fondamentali perché devono far coinvolgere i ragazzi, appunto, come abbiamo detto, i bambini, Sono piccole cose, Antonio. Queste cose dalle andrebbero... elementari, dalle scuole elementari, è fondamentale partire da lì, vero? Cioè, sì, no, la conoscenza del proprio territorio sul quale fare tutte le domande e su queste domande innescare spiegazioni e altre domande, proprio è uno stimolo da dare, uno stimolo da Ovviamente consegnare. questo cosa porta? Questo porta ovviamente la consapevolezza del territorio, dell'ambiente in cui uno vive, porta alla consapevolezza dei rischi, giusto? Sei d'accordo? Perché Ah no, è questo è certo, è fondamentale chiaro, perché le perché battaglie dei geologi, insomma la cultura geologica è soprattutto questo, quindi sì, no, no, evitare assolutamente, di perché evitare determinati luoghi a rischio geologico, insomma, evitarli e e sapere si evitano se si conoscono, giustamente, giusto? questa consapevolezza, ovviamente, conoscenza e consapevolezza, porta a quel principio di autoprotezione, Ah, se ci bravo. riferiamo, se ci riferiamo al singolo cittadino. Se invece dobbiamo riferirci a chi ci amministra, quello diventa un problema culturale, politico, perché diciamo che dovrebbe essere affrontato diversamente. Sorprende molte volte ritrovare tanti decisori affetti da vuoti di memoria Sì. del mandato precedente, cioè la loro memoria si attiva con l'inizio del mandato e ha una programmazione a fine mandato, cioè sembra quasi che Purtroppo sia è così. settoriale, è una memoria settoriale. Invece noi dobbiamo chiedere a chi ci amministra di avere una lungimiranza per fare decisioni utili per la popolazione che vadano anche oltre il mandato. E Questo se questo cambiamento di rotta significa... non lo stai notando tu, questo cambiamento di rotta? Senti, io questo cambiamento di rotta lo sto notando, cioè io apprezzo molto l'impegno dell'attuale ministro dell'ambiente, il generale Costa, Sergio Costa, che si sta impegnando molto, devo dirlo. E per questa situazione così delicata, Sì. credo che il governo stia facendo quello che poteva fare, e anche oggi hanno dimostrato, trovando anche un accordo con le regioni, quindi creare anche di evitare quei contrasti. Poi le valutazioni diciamo, più politiche le lascio ad ognuno di noi, diciamo, quindi diciamo che... Però se dovessi, Antonio, fare un'analisi dei risultati di questi 2 mesi, se tu mi chiedi, se la tua domanda era, ma a seguito di questi 2 mesi, sulle tematiche ambientali, dei punti che abbiamo discusso prima, qualcosa cambierà? Io ti dico di no, perché se la conversione è il settore tessile da abiti da sposa a mascherine decorate, non è questo che funziona. Abbiamo visto, sono riaperte le fabbriche e i corsi d'acqua si sono subito intorbiditi. E Quindi diciamo soprattutto che i corsi d'acqua che erano limpidi, diventando, cioè il chiaroscuro è diventato molto più evidente, giusto? Hai è chiaro, capito? è Quindi diventato più evidente, ma succederà questo ci con deve la far pensare, questo ci deve far pensare molto, insomma, il chiaroscuro, il contrasto notevole dovrebbe colpire, dovrebbe farci pensare. cioè necessita una visione veramente a lunga gittata. E questo può avvenire se noi diamo seguito all'Agenda 2030. Mm. Nel 2015 ci sono stati 2 eventi molto particolari, Antonio. Uno è che gli stati a New York decidono di sottoscrivere l'Agenda 2030 e l'altro è l'enciclica papale di cui in questi giorni, Laudato Si, in cui in questi giorni diciamo, si celebrano i 5 anni, tant'è vero che è stata anche avviata un'edizione che parte proprio oggi, una settimana dedicata alla riflessione dei contenuti della Laudato Si. Quindi noi dobbiamo ripartire dall'Agenda 2030 e dai suoi principi, che è la lotta alla fame, l'eliminazione delle disuguaglianze, la tutela delle risorse naturali e all'affermazione dei modelli di produzione e consumo sostenibili. Partire da questa agenda, quindi abbiamo ancora 15 anni per completare gli obiettivi, 17 obiettivi di questa agenda, per cercare di rimediare un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, cioè quello che
l'Homo sapiens ha fatto in poche centinaia di anni, cioè di mettere in ginocchio il pianeta che lo ospita. Antonello, io ti ringrazio delle belle parole, della conversazione che abbiamo tenuto insieme. Assolutamente, io ringrazio te per questa piacevole conversazione, ringrazio saluto i tuoi lettori e saluto anche i tuoi quindi, ascoltatori di questa nuova rubrica Certo, che hai avviato. Ovviamente il confronto, Antonio, il confronto crea crescita culturale e sì. su questo la crescita culturale serve a tutti, insomma, per fare il meglio in base alle proprie capacità. Quindi ti ringrazio per l'impegno che anche tu ci metti per promuovere la cultura geologica e la cultura della tutela dell'ambiente. Grazie Antonello, grazie a tutti. Arrivederci a tutti. A presto. A Ciao, a presto. presto. Ciao.